Altri titoli dei giornali proprio di queste ore, insomma di questi ultimi giorni, la scure che si abbatte sulle USL, come funziona, cos'è questo progetto di legge, quali sono i problemi, come li risolviamo anche, se c'è già una risposta. La scure arriva da Roma perché hanno tagliato ancora 235 milioni di euro al Veneto e un totale di circa 2 miliardi e 3 a livello nazionale. Noi ovviamente abbiamo una sanità efficiente, la vogliamo mantenere efficiente. Parlare di efficienza, come accade nelle aziende, come accade nelle migliori famiglie, vuol dire anche affrontare la modernità. Si fa un gran parlare dell'azienda zero. Che cos'è l'azienda zero che vogliamo costituire? Sarà una nuova azienda che si occuperà di fare le gare, quindi non avremo più 22 aziende che faranno le gare, non avremo più 22 uffici tecnici, non avremo più 22 uffici informatici, non avremo più 22 concorsi, cioè uno per ogni US. Quando si fa i concorsi, anche la notizia di ieri, a Padova un concorso con 5.000 aspiranti infermieri, sì. Si fa un concorso unico regionale, dopodiché si scorre la graduatoria, man mano alle singole US servono i dipendenti. Con questa modalità si risparmiano circa 60 milioni all'anno e i direttori generali si occuperanano solo della cura dei cittadini, quindi predisporre tutto quello che è l'assistenza, la cura, la sanità nei territori. E le scartoffie, le gare, gli appalti, queste robe le facciamo fare, gli acquisti facciamo fare a una persona solo. Lo fanno anche i cittadini facendo i gruppi di acquisto, non capiscono perché non possono farlo le ULSS. Sembra una soluzione insomma interessante questa, centralizzare questa cosa. Penso anche agli stessi infermieri che si siano candidati per quel concorso in 5.000 per un posto, magari così i posti si aprono, magari non è dietro casa, però comunque uno è disposto per lavorare anche a muoversi. È iniziata anche la scuola guarda, nel frattempo. Prego. Mi lasci dire che il concorso da 5.000 è solo per una ULSS. Se tutte e 22 le ULSS vogliono assumere un infermiere, replicheremo un concorso con costi paurosi, 5.000 persone, immaginate cosa significa ospitare, vagliare, tutto, in 22 occasioni, ma ne facciamo uno solo invece di bandire un posto, 2 o 3, ne bandiremo 100 posti in maniera tale che quando servono infermieri si va a scorrere quella graduatoria. A me sembra intelligente sta roba, no? Assolutamente d'accordo con